Buongiorno a tutti, questa mattina si è riunito davanti al Maschio della Cittadella il Comitato Pietromica in conferenza stampa per ribadire la propria contrarietà al nuovo progetto del parcheggio di Corso Galileo Ferraris. Il parcheggio interrato di Corso Galileo Ferraris, che si trova in ZTL, ha presentato da subito delle evidentissime criticità legate al suo tracciato, che individuava le parti rimanenti della cittadella. Infatti, scavati i primi 70 cm, venivano alla luce degli importanti riperti quale il Rivellino degli Invalidi. Il Comitato Pietromica si attivò subito con una raccolta importante di 6.000 firme e i cittadini torinesi diedero la propria voce per fermare i lavori. L'attuale progetto del parcheggio non accontenta nessuno, perché riporta su strada, riporta sul Corso Galileo Ferraris 90 automobili e quindi non si realizzerà il boulevard. In più i ritrovamenti verranno tombati sotto una soletta e quindi chiusi in una scatola di 300 metri quadri sottoterra. Il comitato pensa che sia importante invece realizzare un secondo polo museale. Questo potrebbe veramente essere il secondo polo museale dopo il polo reale, basato sullo storico museo Pietromica, sul pastis, che è un forte di controscarpa del 1500 unico in Europa, che non è mai stato possibile visitare, il Maschio della Cittadella, già museo dell'artiglieria, che potrebbe diventare il museo dell'artiglieria dei 300 anni di Torino Capitale, e i ritrovamenti, quindi un polo significativo ed importante. Noi rilanciamo una seconda petizione, vi chiediamo di firmarla, proprio per salvare quello che è il patrimonio identitario della città di Torino, a cui noi siamo affezionati, e una città si amministra proprio sui suoi simboli, e i suoi simboli sono importanti e noi li teniamo molto cari, quindi firmate, 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 grazie.